Caurio Laudace, prima sconfitta per la capolista. La partita è all'altezza delle aspettative. Parte la sblocca con uno splendido tocco sotto al 30esimo a Gozzer battuto. 5 minuti dopo l'arbitro fischia il rigore dal dischetto, Battisti non sbaglia. Poco prima dell'intervallo Lazzari mette il cross per Battisti che insacca e completa la rimonta. Nella ripresa arriva la reazione decisa della Caurio che mette alle corde Laudace e conquista una punizione al 75esimo, trasformata da Della Giacomo. A 10 dalla fine l'Audace torna avanti, Orlandi, Battisti, Orlandi e davanti al portiere il 10 non sbaglia. Termina 2-3. Cornazzi Tesino, pareggio con gol in questo incontro. Partono meglio i locali che prendono in mano la partita e conquistano un rigore al 12esimo. Carpella si incarica della battuta e non sbaglia. Il Tesino reagisce e ci prova più volte, ma Vecchi è attento a non concedere nulla. Nella ripresa il Tesino continua il forcing e sciupa 2 nitide occasioni, ma continua nella sua manovra mettendo alle corde Vecchi, che capitola all'89esimo. Moranduzzo scatta sul filo del fuorigioco e batte il portiere in uscita. Finisce quindi sul risultato di 1-1. Ischia Primiero, bel pareggio in questo incontro. Parte bene la squadra ospite che sfiora in un paio di occasioni il gol, ma è l'Ischia a trovare il gol del vantaggio con Dellai al 20esimo. Poco dopo Zuliani raccoglie un pallone dentro l'area e pareggia i conti. Al 30esimo lo stesso Zuliani impatta di testa e porta il Primiero in vantaggio. Nella ripresa Tavernaro sbaglia un rigore e così l'Ischia inizia a crederci. Al 75esimo Segata pareggia i conti e i locali ci provano, ma un'espulsione limita l'avanzata dei gialloneri. Finisce 2-2. Ortigaralefra Oltrefersina, vittoria di misura per i locali. Anche qui il terreno non è dei migliori. Nel primo tempo giusto un paio di occasioni per parte, ma nessuna a segno. Alla mezz'ora Ceccarini viene steso dal difensore Zamonito, che viene graziato e regala solo una punizione. Il secondo tempo scivola via senza grossi sussulti, con l'Ortigaralefra che avanza ma senza fare la voce grossa. Al 90esimo finalmente si sblocca la partita. Cross su punizione, Voltolini va di testa e segna, regalando i 3 punti ai suoi. Vittoria per 1-0. Valsugana Montipallidi, prima vittoria per il Valsugana. Partono meglio gli ospiti, ma al 25esimo il Valsugana che passa grazie ad Alsaso su assist di Rudy Micheli. La Montipallidi tenta una reazione, ma la difesa gialloverde è attenta. La ripresa è decisamente più vibrante. Al 55esimo De Ville calcia e grazie a una deviazione batte Spagolla. 2 minuti dopo Zonca salta 2 uomini e serve il gol del vantaggio ad Alsaso. In mischia Zonca trova il gol della sicurezza. Nelle battute finali De Ville accorce e la Montipallidi cerca il pareggio senza successo. Termina 3-2.